e oggi siamo a Geraci Siculo. Siamo in uno dei luoghi simbolo di questa cittadina che si trova nel cuore delle Madonie, siamo nel Parco delle Madonie e siamo in questo luogo che mantiene ancora viva la tradizione, i saperi antichi, e tra pochi giorni si svolgerà proprio qui dove ci troviamo un momento importante della storia di Geraci. Sì, siamo a Geraci, un piccolo borgo che fa parte del Parco regionale delle Madonie e ci apprestiamo a festeggiare la festa della transumanza, giunta alla 16ª edizione. È una manifestazione silvopastorale che da 16 anni viene accompagnata anche da momenti culturali, sportivi, ricreativi e di promozione turistica. Abbiamo il passaggio delle mandrie che dai pascoli di marina vanno verso i pascoli di montagna. Geraci è un territorio molto esteso che va dai 400 metri sul livello del mare a 1600 metri, per cui le aziende zootecniche hanno necessità di utilizzare pascoli diversi nelle diverse stagioni. Appunto, per celebrare questo passaggio dalla primavera all'estate celebriamo questa festa della transumanza, 3 giorni il prossimo fine settimana, dal 22 al 24. Iniziamo giorno 22 con l'orienteering in transumanza. Ci saranno circa 300 ragazzi che appunto si sfideranno nell'orienteering con il tema della transumanza, dei diversi istituti comprensivi delle Madonie, ma anche di altri comuni più lontani. Mentre sabato si proseguirà con un altro ricco programma. Sì, sabato abbiamo diverse visite guidate a cura della nostra Proloco nel borgo. Quindi per poter visitare i conventi, il museo etnoantropologico, il Salto del Ventimiglia, le nostre chiese, e i ragazzi della Proloco accompagneranno anche i turisti e i visitatori presso le nostre aziende zootecniche per assistere alla caseficazione tradizionale nei nostri marcati. Sabato pomeriggio avremo una tavola rotonda in cui parleremo dei prodotti a chilometro zero dell'agricoltura, della zootecnia, le verdure che contraddistinguono appunto la nostra agricoltura. E dopo domenica abbiamo una grande giornata, inizia la mattina proprio qua nella Villetta della Santissima Trinità a cura dei ragazzi della consulta giovanile della Proloco. Verrà allestita la fattoria didattica, luogo in cui tutti i bambini potranno appunto stare a contatto con diversi animali che verranno portati qua dalle aziende zootecniche. E all'interno di questa manifestazione quest'anno, da alcuni anni, realizziamo anche il Maggio dei Libri, quindi delle letture legate al tema dell'ambiente e del mondo pastorale. Nella mattinata sempre verrà realizzata a pochi metri da noi la caseficazione tradizionale con la produzione della ricotta, del formaggio, che verranno distribuiti gratuitamente a tutti i visitatori. Nel pomeriggio avremo dei gruppi folcloristici, insomma il passaggio anche degli animali. Il momento clou è appunto il passaggio degli animali che appunto dai pascoli di marina, dalla Sughereta, si spostano verso la montagna, attraversano tutta la statale e salgono verso la montagna. Quindi è un continuo ascoltare di campane, di animali, di pecore, di capre e di mucche che insomma con questo frastuono salgono in montagna per trovare i pascoli freschi. Quindi passeranno proprio da qui? Sì, si passeranno proprio da qui e quindi chiaramente metteremo le transenne per la tutela, per l'incolumità, e passando da qua saliranno verso la montagna, dove rimarranno fino al mese di ottobre, al mese di novembre. Nel mese di novembre, il 20 novembre per l'esattezza, abbiamo il passaggio inverso, cioè dalla montagna si scende verso i pascoli di pianura. E poi in serata, per concludere la festa, ci sarà un altro momento con la possibilità di gustare altre specialità locali? Sì, nella serata dopo c'era un gruppo folcloristico che allieterà appunto i visitatori e i turisti, e dopo ci sarà un momento legato al gusto delle carni di montagna e chiaramente insomma legata appunto alla produzione di carne del nostro territorio. I nostri pascoli sono dei pascoli degli allevamenti bradi, e quindi la qualità delle carni è molto pregiata, e quindi questa possibilità di degustare gratuitamente anche le carni del nostro territorio, sempre nella zona qua del Bevaio.
Un'occasione in più per visitare Geraci Siculo, un borgo ricco di storia. Lì vediamo il castello. Sì, sicuramente il nostro borgo è un borgo medievale con diverse, abbiamo il rudere del castello dei Ventimiglia, ma all'interno viene conservata benissimo la cappella palatina dedicata a Sant'Anna, diverse chiese medievali, diverse opere del Gaggino, della bottega del Gaggini, e quindi tante chiese, il museo parrocchiale in cui sono conservate diverse produzioni della committenza della famiglia dei Ventimiglia legata al monte della chiesa, quindi ostensori ed altri oggetti liturgici e sacri, paramenti, e dopo il museo etnoantropologico presso il convento dei Cappuccini, con la biblioteca antica in cui abbiamo diverse cinquecentine, seicentine della biblioteca dei Cappuccini, che ora è annessa alla biblioteca comunale, e dopo il convento degli Agostiniani con delle mostre permanenti, una mostra legata ad Antonio Malla, un ragazzo prematuramente scomparso, appassionato di fotografia, e quindi abbiamo realizzato questa mostra permanente, e anche un luogo legato al turismo delle radici, quindi legata al turismo dell'emigrazione, che anche nel nostro comune, nel nostro comprensorio, si è verificata nei primi del Novecento. Sindaco, qui a Geraci si vive bene e a lungo, ci sono tanti anziani che hanno ancora l'animo giovane e rappresentano l'identità di questo territorio. Sì, sicuramente da noi si vive bene e si vive a lungo, come dici tu. Abbiamo avuto la possibilità di avere tanti centenari e ultracentenari. Proprio a novembre prossimo festeggeremo una nostra concittadina che compirà 105 anni, mentre a giugno prossimo una nostra concittadina ne compirà 100, e dopo abbiamo circa 56 cittadini che hanno superato i 90 anni. Quindi sicuramente l'alimentazione, la vita lenta, ma anche relazioni familiari molto forti sono alla base di questa longevità. Un aspetto che stiamo indagando anche dal punto di vista scientifico, anche con il supporto di diversi dipartimenti dell'Università di Palermo. Proprio la prossima settimana io sono invitata a un importante convegno a Palermo che verrà realizzato su questo tema, e in cui si cercherà di fare il confronto tra longevità, vivere sano, e possibilità anche che questi luoghi in cui si vive bene e si vive a lungo possano essere anche meta di turismo, meta di persone che possono venire a vivere qua anche una parte dell'anno, e per appunto fermarsi un po' rispetto a quella che è la frenesia del mondo moderno. Qui a Geraci ci sono anche tante attività che propongono buon cibo, tanti ristoranti, trattorie, e poi ci sono anche strutture ricettive dove poter trascorrere magari qualche giorno. Sì, sicuramente l'offerta si è incrementata molto negli ultimi anni, quindi tanta possibilità di gustare piatti tipici in diversi ristoranti che sono presenti, la possibilità di dormire, un'offerta variegata che va da un'ospitalità anche molto semplice, ma per persone che praticano il turismo naturalistico, ad alberghi a 4 stelle, in cui la tipologia di clientela è diversa, e quindi possibilità anche abbiamo anche una spa all'interno delle strutture ricettive, tanti B&B che offrono prodotti di qualità. Tra poco andremo a vedere la preparazione della ricotta, andremo in alcune aziende del luogo dove i protagonisti sono i giovani, e questo fa ben sperare per il futuro. Facciamo i complimenti a tutti i giovani che si stanno avvicinando, c'è chi ha lasciato la città e sta ritornando nel paese di origine per portare avanti l'azienda di famiglia, magari dei nonni. Sì, questo è un aspetto molto importante che connota appunto la nostra economia, il nostro settore primario, soprattutto il nostro settore primario, tanti giovani che si mettono nel mondo dell'agricoltura e della zootecnia, quindi con un grande ricambio generazionale. L'azienda che è in mano al nonno, agli zii, passa in mano dei nipoti, giovani tra 20 e 30 anni, sono tanti quelli che hanno avviato nuove attività economiche. L'amministrazione, il comune cerca di sostenerli al meglio, e però è una cosa molto bella perché questo tasso di occupazione giovanile
giovanile, questo tasso di questo ricambio generazionale fa ben sperare che si presidiano alcune attività. Chiaramente si tratta anche di giovani preparati, giovani formati diciamo, nel campo, e quindi la possibilità di coniugare gli aspetti dell'agricoltura e della zootecnia tradizionale con dei modi di produrre, con delle visioni, con degli aspetti di marketing che provengono dai loro studi, fanno ben sperare perché anche i nostri prodotti possono essere collocati non soltanto a Geraci, non soltanto nei paesi vicini, ma possono diciamo, sui nostri prodotti si possa ragionare anche con una sorta di e-commerce e di altre attività più moderne che chiaramente sono necessarie per poter dare vitalità alle aziende presenti. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale ha portato avanti un progetto per insegnare ai giovani casari, ai giovani pastori di Geraci Siculo l'arte delle forme di caciocavallo, un'arte che i pastori anziani, i casari anziani portavano avanti e portano ancora avanti, però per non far perdere questa tradizione voi avete realizzato anche una scuola. Abbiamo realizzato sì, l'anno scorso una scuola per la lavorazione della pasta filata, delle cacioforme, sono il caciocavallo insomma, a pasta fusa che viene lavorato manualmente per la realizzazione di animali che possono essere delle colombine piuttosto che dei cavallucci. Questa tradizione è legata soprattutto a una festa, alla Carvaccata dei Vistiamara, che è una festa di ringraziamento dei nostri pastori al Santissimo Sacramento, che viene celebrato ogni anno la terza domenica di luglio e in forma solenne ogni 7 anni. Allora, per non fare perdere questa tradizione abbiamo realizzato questa scuola a cui hanno partecipato circa 10 ragazzi che a breve si costituiranno in associazione e che diciamo, ha acquisito i saperi trasmessi da pastori più anziani, quindi loro si sono formati, ora hanno raggiunto ottimi livelli, li vedremo all'opera anche domenica durante il percorso della transumanza. E un'altra diciamo, scuola realizzeremo nelle prossime settimane e anche nel mese di giugno, legata alla lavorazione degli agnelli pasquali, con un altro finanziamento legato sempre a Sicilia che piace 2026. Cercheremo di non far perdere un'altra tradizione, che è quella della lavorazione di alcuni biscotti tipici del periodo pasquale, che prima venivano realizzati soltanto in casa, ora vengono realizzate dai forni, ma cercheremo anche di qua di acquisire la disponibilità di un buon numero di giovani, in modo che questa tradizione possa essere tramandata ulteriormente e anche da questo possa svilupparsi un'associazione o anche piccola attività economica. Non resta altro quindi che dare l'appuntamento proprio qui domenica 24 maggio con il passaggio degli animali qui sul corso principale, ma soprattutto per vivere un'esperienza unica che ancora Geraci Siculo può offrire. Sì, sicuramente l'appuntamento è per il 24 maggio, ma l'appuntamento può essere replicato anche nelle settimane, nei fine settimana successivi. Le nostre aziende si spostano in montagna abbiamo degli opifici di caseificazione tradizionale, per cui si può assistere alla caseificazione e quindi assistere a queste attività anche nei prossimi fine settimana, e perché no nel mese di giugno ci sarà anche in montagna la tosatura delle pecore, per cui anche quell'altra esperienza può essere fatta diciamo, e si può partecipare in maniera diciamo, spontanea, anche degustando i prodotti tipici del nostro territorio, dei prodotti tipici nostri in montagna. Ci sono dei luoghi bellissimi, ci sono dei sentieri, delle strade acciottolate, c'è piano Catarineci, insomma si può percorrere diciamo, passare una bella giornata anche in montagna, senza diciamo, che è gratificante per tutti.